Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio parlare di quelli nati fortunati, quelli che anche quando faccio una stesa e vedo delle carte bellissime e resto stupito anch'io, e però dopo mi dicono che i fatti non sono così, magari loro o i loro genitori, quant'altro. Però prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Hildegarda, il canale YouTube chiaramente, e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. In Telegram al lunedì sera alle 20:30 il legale Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengo un percorso esoterico. Se avete problemi a entrare nel canale del Telegram, chiedete pure a Milas, che sarà contenta e sempre disponibile a poter aiutare tutti. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste persone fortunate, perché mi è capitato spesso di fare una stesa di carte, ma anche col pendolino, e vedere che certe persone sono veramente nate con 7 camici, non 2, 7, e addirittura alcune anche con 12. Poi sento i loro genitori, oppure loro, la loro compagna, dico: ma come? Mi dice che fortunato gliene capita dietro di tutti i colori. Allora, il problema è questo, che loro sono fortunati, ma l'ambiente che li circonda magari sono messi in un posto. Mi spiego: ad esempio il fior di loto è dentro una palude, eppure il fior di loto è bellissimo, ma la palude chiaramente è tutta fangosa. Quindi quando noi incontriamo queste persone che sono nate con 7 camicie, che sono fortunate, è vero che gli succede di tutto e di più, e però restano sempre in piedi e restano sempre delle bellissime anime dentro. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro effettivamente sono fortunati, ma se sono dentro una palude, magari su un posto di lavoro nettamente sotto le aspettative per una qualità di anima così, o perché in un certo senso hanno un ambiente familiare o una regione a sfavore, un paese a sfavore, perché vi ho già spiegato alcune volte che quando andavo in giro, voi ormai vi sarete resi conto che al vostro Marietto gli piace girare un pochettino con la motoretta, e quando vado in giro ad esempio in moto col paese, per il paese Italia, ci sono dei paesi attaccati, uno che vive nella preistoria e l'altro che vive nel 2030, non nel 2020, perché si vede che l'amministrazione di quel paese lì, sebbene sia attaccata a quello che nella preistoria, che sembra un paese appena uscito dalla seconda guerra mondiale, ha avuto una visione lungimirante e sono benedetti dalla Keter. Insomma, hanno fatto di tutto per dare ai propri cittadini una manona. Però ci possono essere anime bellissime, che fortunatissime, in un certo senso, che nascono in quei paesi disastrati, che fanno cadere le braccia anche ai santi, eppure riescono a restare sempre in piedi, sebbene in quell'amministrazione comunale ci sia di tutto e di più. Quindi perché vi dico questo? Perché se alcune volte il vostro Marietto vi dice: guarda che tu sei una persona fortunata, e magari in quel periodo storico della vostra vita vi sembra che il mondo vi cadi addosso, voi siete veramente una persona fortunata, perché se non sareste fortunati o benedetti da Keter, molto probabilmente le cose sarebbero 2 o 3 volte peggio di quello che magari vi sta succedendo in quel momento lì. E quindi bisogna sempre essere propositivi, positivi, anche se non ci si crede e non si deve credere agli angeli colorati, agli arcangeli, agli extraterrestri, però bisogna rendersi conto che quando uno nasce con 7 camicie nessuno gli potrà fare qualcosa. Certamente la salitella ci avrà anche lui, però chiaramente queste persone qui passeranno sempre attraverso il fuoco, attraverso tutte quelle situazioni veramente pesanti, ma ne usciranno sempre a testa alta. Magari strisceranno per un certo periodo, ma alla fine riusciranno a essere vincenti. E questa, come dicevano i cabalisti, la fortuna è una cosa che la dà la Keter, non c'è una ragione per cui la dà, ma è così, no? Sono i misteri della fede, no? Quindi quando il Marietto Veneziano vi dice che tuo figlio o tu sei una persona fortunata, lo sei, perché purtroppo basta prendere la moto, la macchina e andare in giro per l'Italia, e ci sono paesi attaccati, che uno vive nella preistoria e uno vive nel futuro, e uno dice: ma come caspita è possibile che sono nella stessa regione,
nella stessa zona e ci sono due paesi che sono diametralmente opposti. Uno è stato benedetto con un'amministrazione accorta, oculata, visionaria, e uno è stato in certo senso lasciato alla mercé di queste guide infauste. Bene, cari amici, il vostro Marietto, comunque vi ricordo che in ogni caso ci sono i circuiti radionici che una mano la possono dare, non sono la panacea di tutto, però certamente è come quando piove, uno può uscire senza l'ombrello o uno può uscire con l'ombrello. Ecco, diciamo che i circuiti radionici in alcuni momenti sono come l'ombrello. Se piove cioccolata, si prende un circuito radionico, si apre l'ombrello e magari ci si risparmia qualche gocciolina di cioccolata. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale e venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.